Siamo in provincia di Arezzo, ci hanno appena spiegato come viene fatto il censimento del cervo al bramito, ci stiamo preparando e poi partiamo, vediamo cosa succede. Siamo nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi, siamo con i ragazzi di Fondazione Una, siamo venuti fin qua per vedere e provare come funziona il censimento del cervo al bramito. Speriamo nel tempo e sicuramente loro si faranno sentire. Il bramito è un momento sempre emozionante, oltre ad essere un periodo fondamentale per capire lo stato di salute della popolazione. In questa realtà toscana la collaborazione tra cacciatore e parco è molto attiva. Quando si parla di parchi, per i cacciatori si tocca un argomento caldo e vengono tirati in ballo temi come il bracconaggio, che ancora ad oggi continua ad essere un problema. Spesso, purtroppo nell'opinione comune, il cacciatore e il bracconiere sono la stessa persona, ma non è assolutamente così. Noi cacciatori siamo tutto l'anno sul territorio, dobbiamo essere noi in primis a denunciare questi furti perché il bracconaggio è un vero e proprio furto. Stiamo arrivando al punto di incontro dove inizieremo il censimento e penso di aver capito perché utilizzano questo sistema di censimento al bramito al cervo, perché essendoci tanto bosco e poca visibilità rispetto alle nostre zone, usiamo l'udito per capire e per contare quanti cervi ci sono in queste zone. Siamo arrivati all'Eremo, hanno chiamato le squadre per i censimenti. Ho visto tanti cacciatori ed è un buonissimo segno perché dedicano del loro tempo a questa attività molto importante. Svolgeremo questa attività praticamente di notte e niente, adesso aspettiamo il nostro turno e poi ci avviamo. Siamo arrivati destro nella prima postazione. Come potete sentire ci sono già 2 o 3 cervi che stanno bramendo. Uno poco più sotto qua sulla sinistra e uno a destra. Questo qua abbastanza vicino. Sono i cacciatori che stanno segnando i cervi. A seconda di dove li sentono bramire e quante volte li sentono bramire. Probabilmente faremo ancora uno spostamento, ci spostiamo ancora in un'altra zona dove attiveranno un richiamo per il lupo e speriamo che qualche lupo ci risponda. Il mondo lupo è un altro di quei temi molto delicati, specialmente ad oggi dove la popolazione è in netto aumento, e trovare un punto di incontro tra il mondo venatorio, il mondo degli animalisti e il mondo degli allevatori diventa veramente difficile. Stamattina siamo andati a trovare il pastore che ha un'azienda agricola sui confini col parco, ha circa un 250 bestie tra capre, pecore e vacche. Negli anni ha avuto qualche problema con le predazioni del lupo, ha incominciato a gestire la situazione con l'aiuto di 7-8 cani pastori maremmani. La situazione sta migliorando, nonostante ciò ci raccontava poco fa che comunque spesso al mattino alle prime ore di luce vede i lupi sui confini dei recinti e quindi questo ci fa capire quanto noi umani ormai siamo a contatto con la specie animale. La natura ha un suo equilibrio, nel quale è fondamentale inserirsi in punta di piedi, anche se siamo in tanti e tutti con esigenze diverse. Il dialogo tra le varie istituzioni è quello che garantirà il futuro del mondo, della caccia e delle tradizioni orali che rendono l'Italia unica da sempre.